fisico non sembra che tu faccia danza. La frase, pronunciata a Caser da un insegnante, è rivolta a una piccola ballerina di 10 anni. A denunciare l'accaduto la maestra di ballo della bambina. Roncade, malviventi scatenati, droni in volo a mezzanotte, poi il colpo in una cantina, magro bottino ma tanti danni. In una casa vacanze le fototrappole immortalano i ladri. Autocisterna si allarga per evitare un altro mezzo pesante e finisce giù dall'argine San Marco, strada provinciale chiusa per ore a Zenzon e grossi disagi al traffico. Task force della polizia locale a Treviso per monitorare gli effetti sulla circolazione della ZTL lungo Sile Mattei. Dopo le 13 il traffico si blocca, necessarie delle considerazioni. Gravissimo incidente stradale questa mattina a Castelfranco, dove una donna di 50 anni di Resana è stata investita mentre camminava a bordo strada a condurre l'auto una 500, una 39enne di Castelfranco. Paura in A4 all'altezza di Meolo, camion sbanda dopo lo scoppio di uno pneumatico e si schianta contro le barriere centrali che reggono all'impatto, evitando il salto di carreggiata del mezzo. 2.400 imprese in meno rispetto all'anno scorso, aumentano i fallimenti, rallenta l'export, il Veneto produttivo si sta fermando, l'allarme lo lancia la CNA. Organizzazione della Fiera del Rosario di Mogliano Veneto, presa in mano quest'anno da 5 giovanissimi che grazie al supporto da dietro le quinte delle vecchie leve hanno rilanciato la manifestazione attirando molti ragazzi. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca, abbiamo detto, con quel fisico non sembra che tu faccia danza. La frase è stata rivolta da un insegnante a una piccola ballerina di 10 anni. A denunciare l'accaduto è stata proprio la maestra di ballo di questa bambina, che naturalmente è scoppiata in lacrime. La bambina, dopo che ha finito il suo pianto, mi ha confessato e mi ha detto: maestra, ogni volta che noi usciamo dobbiamo essere educati e non dobbiamo rispettare delle regole, però poi in giro ci sono persone che ci dicono determinate cose che non vanno bene. E quindi io mi sono sentita anche appunto responsabile di questa cosa, perché gli educatori sono prima di tutto responsabili di questi bambini che abbiamo tutti i giorni in sala. La bambina di cui parla Rosita Noviello è una sua allieva di 10 anni che qualche giorno fa era insieme a lei e alla sua scuola di danza ad un evento sportivo. Dopo aver fatto un giro con alcune compagne, la piccola ballerina è tornata in lacrime dalla maestra, raccontandole a fatica quanto le era stato detto da un'altra insegnante. Era stato detto che la sua fisicità non era adatta alla danza e che doveva fare degli esercizi e che non si vedeva che frequentava danza da 7 anni. Tra l'altro la bambina non voleva dirmelo, ma per non darmi un dispiacere, e niente, poi alla fine ho saputo di questa cosa e ci sono rimasta io malissimo in primis. Una frase che ha ferito profondamente la bimba, ancor più visto l'amore profondo che nutre per la danza. Frequenta la scuola da 7 anni e vive per la danza, quindi questo commento l'ha colpita profondamente e l'ha fatta proprio rimanere malissimo. Una passione per il balletto racchiusa anche in una lettera che la bambina ha scritto. Per me la danza è come un organo e se me ne manca uno muoio, quindi questa è proprio la dimostrazione che proprio ha preso anche la bambina sbagliata a cui dire questa cosa. Come educatori abbiamo una responsabilità enorme, quella di trasmettere valori, costruire autostima, sostenere ogni bambino nel suo percorso. Commenti del genere non solo sono offensivi, ma rischiano di ferire profondamente l'autostima di una bambina che dovrebbe solo essere fiera dei suoi successi, del suo impegno e della sua passione, ha aggiunto Noviello, che ha denunciato l'accaduto sui social perché cose del genere, dice, non succedano più. Ho avuto tanta rabbia all'inizio, non sapevo, mi sono sentita anche impotente e ho scritto un post per dimostrare che queste cose fanno male alle bambine, perché ci mettiamo tanto tempo per costruire autostima in queste bambine, specialmente in un periodo delicato come adesso. E ora parliamo invece di furti, ladri in azione alle prime ore del mattino di oggi a Roncade. Prima hanno forzato l'ufficio di una cantina, ma visto il magro bottino hanno ritentato in un'abitazione poco lontano. E partiamo proprio da qui perché probabilmente cercavano la videosorveglianza e invece sono stati ripresi da una rete di fototrappole. Che poi tra l'altro sembra che una sia anche una donna. Vedi, questa qua ha un modo... Guarda com'era, vedi, con i guanti, con il passamontagna, uno zainetto, 1, 2, 3.
Cercavano l'impianto di videosorveglianza ma non sapevano che invece a riprenderli c'era una rete di fototrappole. Ladri in azione in via Boschi a Roncade lungo la strada per Catron. I tre, molto probabilmente autori già di un precedente furto ma con un magro bottino, avevano pensato di ritentare forzando questa abitazione recentemente ristrutturata per diventare una casa vacanze. Me ne sono accorto questa mattina dall'allarme che mi è arrivato con le fototrappole, e dove si vede che dalle 3:06 di questa notte sino alle 3:35, 3:40 tre individui sono entrati, hanno forzato una finestra, 2 porte, facendo danni inutili. L'idea delle fototrappole era partita per controllare le razzie delle volpi, ma poi Giorgio Baccarolo ha pensato bene di aggiungerne per il controllo perimetrale di tutto l'edificio. Ma mentre lui arrivava da Treviso, dove abita, la banda nel frattempo era sparita, portandosi via un altro magro bottino e spaccando una delle fototrappole, non sapendo che le immagini nel frattempo erano già state inviate. Hanno fatto soltanto danni, non hanno portato via nulla, anche perché che cosa porti via? Si hanno portato via solo 5 bottiglie di vino. Ora Giorgio Baccarolo punta ad identificare i malviventi. Adesso queste le ho richieste in alta definizione, in modo tale che le fornirò in alta definizione ai carabinieri. E ladri anche in una cantina, abbiamo detto, in un'azione fulminea hanno sfondato una finestra, forzato un armadietto blindato, messo fuori uso il sistema di videosorveglianza, forse un colpo studiato con il drone. Mi aveva molto incuriosito questo drone che a 00:30 l'altra notte sorvolava l'azienda, cioè non aveva una rotta definita, era lì che girovagava. Il drone di mezzanotte per dei ladri tecnologici in azione in questa cantina e via Pantiera a Roncade. Avevano certamente fatto un sopralluogo tecnologico per decidere di forzare questa finestra nascosta dalle cisterne ma che porta direttamente agli uffici. Tecnologici ma anche forniti di tutto punto, stando ai danni che hanno procurato all'azienda. Una telecamera in mano perché questi ladri sono veramente professionisti. Sono talmente professionisti che sono riusciti a disattivare tutto l'impianto di videosorveglianza in un batter d'occhio. Sono telecamere di ultima generazione e rimango quasi allibito di questa capacità. Mazze per ridurre così i vetri a doppio strato, cacciaviti utilizzati come pugnali per mettere fuori uso le fotocellule, fino all'armadio blindato, probabilmente vero obiettivo dei banditi. Hanno usato un flessibile, hanno ritagliato la sezione adiacente alla serratura e praticamente anche lì io per arrivare in azienda ci ho messo 10 minuti alla scattare dell'allarme assieme alle forze dell'ordine, non c'era già più nessuno e già tutto fatto. Vista la velocità evidentemente tutto era stato pianificato tranne il contenuto del forziere dove c'erano solamente dei documenti aziendali e poco contante, visto che oramai le transizioni si fanno tutte col POS. I danni sono ingenti, se dobbiamo quantificare l'impianto di videosorveglianza, l'impianto d'allarme che è stato divelto, il bottino di qualche centinaio di euro che era quello che si usa in cassa nella gestione aziendale, sì, i danni sono ingenti. Stando ad una stima sommaria si parla di almeno 20.000 euro di danni. Per questo Gianluca Giacomin, riprendendo un appello già lanciato ai nostri microfoni da Valerio Nadal, chiede un sostegno alle istituzioni. Ci sono dei bonus nazionali che altre regioni sono riuscite a elargire alle piccole realtà come la nostra, portando un piccolo contributo giusto per riuscire ad ammodernare quello che è l'impianto di sicurezza dell'azienda. E continua a far discutere in questi giorni la vicenda del 38enne di Colfrancui che, sorpresi i ladri sul terrazzo di casa, li ha scaraventati giù per difendere la sua famiglia. La sindaca di Oderzo sta dalla sua parte. È impossibile che abbia la lucidità di misurare l'esatta reazione e quindi quando si dice che la reazione deve essere proporzionata all'azione, all'offesa, si dice qualcosa di, secondo me, impossibile, perché se io vedessi una persona dentro casa mia non è che non riuscirei a fare i calcoli, a ragionare, a chiedergli se è armato o non è armato.
Quindi se posso elimino il pericolo come posso. Per la sindaca leghista di Oderzo non ci sono dubbi e le sue parole da prima cittadina sono destinate a far discutere, anche se tutto il centrodestra in questi giorni è unito in un coro unico a favore del 38enne camionista romeno in Italia da quasi 20 anni, che giovedì sera, scoperti 3 ladri sul terrazzo di casa col Francui, non ci ha pensato 2 volte prima di scaraventarne uno giù a 3 metri di altezza, facendolo scappare assieme agli altri 2, a loro volta malmenati e sorpresi dalla furia dell'uomo. I carabinieri sono ancora sulle tracce della banda, nel frattempo sui social il caso è diventato virale. Giusto o sbagliato e soprattutto quanto pericoloso reagire così? Una moglie e 3 figlie piccole da difendere, così Livio Petrei ha raccontato di aver reagito distinto. Per Scardellato è inevitabile. Io ritengo che quando una persona ha la propria intimità, la propria proprietà, la propria casa violata, abbia diritto di difendersi. Una piaga, quella dei furti in casa, che da anni alimenta il dibattito sulla legittima difesa. Non so che conseguenze abbia avuto, non so anche che cosa ha rischiato, perché se questo invece fosse stato armato avrebbe rischiato lui la sua vita, ma non sappiamo neanche cosa sarebbe successo se lui non li avesse fermati. Per cui quando una persona vede in pericolo se stessa e i propri cari, reagisce per difenderli e come reagisce? Secondo me questo significa che la difesa è sempre legittima. Nella Marca c'è l'ennesima denuncia per una persona scomparsa. La segnalazione è stata fatta alla stazione dei Carabinieri di Codognè. Parliamo di Andrea Piovesana, lo vedete in foto, 31 anni, residente appunto a Codognè, alto circa 1,80 m, corporatura normale, capelli corti di colore scuro, barba corta e scura. Al momento dell'allontanamento indossava pantaloni di colore giallo, una t-shirt di colore bianco. Chiunque lo veda o possa riferire informazioni utili a rintracciarlo, dal momento che le ricerche sono ovviamente attualmente in corso, è pregato di contattare il 112, i Carabinieri. Gravissimo incidente stradale intanto questa mattina a Castelfranco in via Giotto. Una donna di 50 anni di Resana è stata investita mentre camminava a bordo strada da un'altra donna, una 39enne di Castelfranco, al volante di una 500. Stava passeggiando a bordo strada di prima mattina intorno alle 8:20 in via Giotto a Castelfranco quando è stata travolta da un automobilista al volante di una 500. La donna, una 39enne di Castelfranco, si è immediatamente fermata a prestare soccorso alla ferita, dando anche l'allarme e chiamando l'ambulanza. Sono intervenute sia l'automedica che l'ambulanza del SUEM 118 e hanno trasportato la ferita, una donna di Resana di 50 anni, al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Qui le sono state diagnosticate una frattura alla gamba sinistra e lesioni gravi al capo, per cui la prognosi resta riservata, date le condizioni molto critiche della donna. Per svolgere i rilievi del caso sono giunti gli agenti della polizia locale, che hanno anche chiuso la strada al traffico. Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente e le motivazioni che hanno causato il tragico impatto, anche se da una prima ricostruzione pare che la donna alla guida sia stata abbagliata dal sole e abbia perso per qualche momento il controllo dell'auto. La vettura a quel punto avrebbe sbandato e investito la donna che passeggiava a bordo strada. Paura questa mattina verso le 9 nel tratto a 3 corsie dell'autostrada A4 tra Meolo e il bivio tra la 4 e la 57 in direzione Venezia. Un camion, come vedete nell'immagine, si è schiantato contro la barriera di sicurezza centrale dopo lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro. Le barriere centrali hanno retto al violento urto, evitando così il salto di carreggiata del mezzo. Sul posto Polizia Stradale 118, Vigili del Fuoco e personale di Autostrade Alto Adriatico. Al momento dell'incidente non c'erano nel tratto particolari problematiche alla circolazione. Problematiche che ci sono state invece sulla provinciale 57, siamo a Zenson di Piave, parliamo dell'argine San Marco, perché un'autocisterna è caduta giù di fatto scivolando nel fossato, illeso il conducente, ma la circolazione è rimasta interrotta per ore, deviazioni obbligatorie per gli automobilisti con comune e provincia che si sono già confrontati sulle modalità da attuare per ripristinare l'argine danneggiato. Il camion che è scivolato con le ruote giù dal ciglio stradale perché probabilmente ha incontrato un altro camion in senso opposto, quindi allargandosi è scivolato giù, ha creato in realtà un problema non da poco per la sua rimozione, perché il camion è molto grande e la strada è stretta.
L'autocisterna di un'azienda bresciana giù dalla strada provinciale 57 via Argine San Marco a Zenson di Piave, illeso il conducente ma circolazione interrotta in entrambe le direzioni per consentire il non semplice recupero del mezzo. Pomeriggio di passione per il traffico, sempre consistente, che utilizza quella direttrice che unisce le province di Treviso e Venezia. Una strada importante perché l'SP 57 che congiunge praticamente la provincia di Treviso con la provincia di Venezia, e quindi è un problema non da poco per gli utenti della strada. Strada chiusa per ore fino a sera, deviazioni su tragitti che hanno costretto gli automobilisti ad allungare non di poco il proprio percorso. La provinciale d'altro canto è piuttosto stretta e il problema non è di facile soluzione, dice il sindaco. Difficile, spiega, pensare di allargare la carreggiata. Di contro, lo stop agli autovelox impedisce di monitorare la velocità dei mezzi in transito. È una normale strada di scorrimento anche per il traffico pesante. Purtroppo siamo consapevoli che è un po' stretta e chiediamo sempre, in particolare agli auto articolati, i camion che passano di qua, di rallentare. Abbiamo messo degli attuatori per diminuire la velocità, però purtroppo le regole non vengono mai rispettate e adesso anche purtroppo non c'è più la possibilità neanche di fare i controlli su strada con i mezzi tipo di autovelox o di telelaser. Siamo anche in difficoltà perché non riusciamo a controllare in realtà la velocità di questi mezzi. Basterebbe andare un po' più piano, insomma. Andiamo adesso invece alla viabilità in centro città, Treviso e alla ZTL lungo Sile Mattei, perché è partito il monitoraggio del comune, il divieto di accesso nelle ore di orario scolastico, ha nuovamente bloccato il traffico tra stazione dei treni e Piazza Vittoria e dunque c'è al vaglio la modifica proprio di questi orari. Siamo qui presenti a, già dalle 12:30 con i nostri operatori, ne abbiamo 8 in zona e questo ci consente di avere un monitoraggio pieno sia pre-segnale di zona traffico limitato sia post-segnale, andando appunto a vedere se ci possono essere motivi di sofferenza a valle di questa zona. Una decina di minuti prima delle 13, confluenza tra via Roma e lungo Sile Mattei, alle spalle del comandante Antonello, traffico rallentato ma regolare e agenti impegnati nell'indirizzare tutti i veicoli, tranne bus e taxi, verso Ponte San Martino, perché dalle 12:30 è scattata la zona traffico limitato che impedisce di costeggiare il fiume fino alle 14. Monitoraggio sul campo dell'efficacia della ZTL che nei primi 3 giorni dalla riapertura delle scuole, più che mettere in sicurezza la stazione delle Corriere, ha creato un tappo in ingresso al centro. Tutto liscio fino alle 13, quando, malgrado sia lunedì, giornata da sempre poco caotica e non piova, tutto si è fermato. Lo stesso comandante ha verificato la situazione sul PUT e davanti alla stazione dei treni, riscontrando nuovamente il problema. Ad un certo momento abbiamo assistito più o meno tra l'1:10 e l'1:30, le 13:30, quindi effettivamente un'intensità di traffico tale per cui ci sono stati dei rallentamenti. Ecco, mi riaggancio a quello che dicevo prima, ossia la necessità di fare questa prova proprio per capire qual è il momento giusto e qual è soprattutto il modo più opportuno per attuare delle decisioni come ad esempio una limitazione del traffico. Molti della ZTL ancora non sanno, gli automobilisti devono abituarsi a non occupare in quella fascia oraria la corsia di sinistra, non potendo svoltare, e diverse macchine hanno bloccato così il passaggio di autobus e corriere. Ma è pur vero che vietare la svolta su lungo Sile Mattei significa restringere la carreggiata da 2 a 1 corsia, con le conseguenze del caso, tanto che la limitazione e i suoi effetti sono sotto la lente del comune. Siamo qui per in qualche modo dare ausilio e facilitare il transito, però una concentrazione tale come quella che avviene in pochi minuti, come abbiamo visto poco fa, effettivamente produce delle situazioni per cui è necessario fare delle considerazioni. Nessuna decisione, neppure la più drastica, è esclusa. La più probabile è che l'orario di chiusura di lungo Sile Mattei venga ridotto. D'altro canto, anche l'assembramento in Piazza Vittoria delle auto dei genitori di bambini e ragazzi dei 2 istituti scolastici provoca delle conseguenze. È necessario fare un appello a tutti gli utenti, anche ai genitori dei ragazzi che possono essere accompagnati a scuola o ripresi presso le scuole, legate al fatto appunto dell'opportunità di mettere la macchina dove è possibile, dove è consentito, in quanto in questo momento un parcheggio non regolare potrebbe effettivamente causare delle condizioni di criticità.
L'economia adesso, 2.400 imprese in meno rispetto all'anno scorso, aumentano fallimenti, rallenta l'export, il Veneto produttivo si sta fermando, è l'allarme che lancia la CNA che chiama in causa anche la politica regionale. Sono dati preoccupanti che dimostrano un rallentamento dell'economia regionale. L'abbiamo visto anche nei confronti che facciamo con la Lombardia e con l'Emilia Romagna. La Regione Veneto sta crescendo meno, anzi è in fase di calo dei dati economici e questo ci preoccupa. Tra le 3 regioni che fanno da traino all'economia nazionale, il Veneto sta passando da locomotiva a semplice vagone. I numeri resi noti a Marghera dalla CNA, elaborando i dati di Infocamere sul secondo trimestre 2025, rapportato allo stesso periodo del 24, hanno convinto l'Associazione degli Artigiani a lanciare un allarme drammatico. Il Veneto produttivo si sta fermando. Abbiamo un calo delle imprese rispetto all'anno scorso di 2.400 imprese solamente nella prima parte dell'anno, 1.200 di queste sono imprese artigiane. Ci sono un aumento dei fallimenti dei concordati preventivi e un calo dell'export complessivo di 239 milioni rispetto all'anno scorso. E tutto questo solamente all'inizio delle dichiarazioni delle attività sui dazi che devono ancora produrre gli effetti. Probabilmente è presto per dirlo, ma è possibile che ci si stia per trovare di fronte ad un caso Veneto, le cui cause sono parecchie, non ultima il rallentamento della Germania. Ma ciò non toglie che l'allarme sia tale da mettere in discussione persino il sistema di sviluppo economico che per decenni ha generato il benessere di questa regione. È chiaro che dovrà essere, secondo me, rivisto un po' il modello di sviluppo regionale rispetto al passato. Bisogna puntare di più sull'innovazione, sulla crescita, sulle nuove tecnologie, su attività con maggior valore aggiunto per dare una crescita maggiore al territorio nel suo insieme. E in questo ambito chiaramente il ruolo delle istituzioni della regione in particolare è molto importante. Proprio ciò che sta accadendo in regione rappresenta un ulteriore fattore di apprensione. Il periodo di transizione che in vista delle elezioni porta ad un esercizio provvisorio determinerà l'arrivo di provvedimenti di politica economica solo entro i primi mesi dell'anno prossimo. Un rallentamento amministrativo che arriva proprio nel momento in cui alla politica sono chieste risposte urgenti. La politica dunque è avvisata, parleremo di politica tra poco, intanto ci fermiamo per un veloce break. Bentrovati, ripartiamo dunque dalla politica, stallo nel centrodestra, appello a decidere in fretta anche da Forza Italia e il coordinatore provinciale veneziano Forcolin, ex storico leghista, lancia frecciate al carroccio postando una lettera di 2 anni fa firmata da Giancarlo Gentilini. Un po' di malumore, un po' di mal di pancia per quello che la Lega ha fatto e mi ha fatto nel 2020 emerge, e quindi pensare a quelle parole così lucide di un uomo che le ha scritte di pugno oggi in un mondo social, fatta da un uomo che l'ha scritta a 94 anni con tanta lucidità, mi ha detto, ho pensato tra me e me, è giusto che si sappia. La Lega attuale ha avuto il coraggio di abbandonare un uomo che era il degno erede di Zaia. Così scriveva Giancarlo Gentilini nel 2023, destinatario quel Gianluca Forcolin che aveva appena lasciato la Lega per Forza Italia ed ora, da coordinatore provinciale degli Azzurri nel Veneziano, è uno degli uomini di Flavio Tosi in campo per la corsa alle regionali. Luglio 2023 erano i mesi in cui Forcolin aveva rotto con il carroccio dopo il caso rimborsi Covid che l'aveva travolto suo malgrado, visto che tali rimborsi non erano mai stati percepiti. Una vicenda che gli era costata la candidatura alle elezioni 2020 e un ostracismo che lo stesso Gentilini definiva sacrilega inquisizione, denunciando l'assenza di ravvedimento o mea culpa da parte della Lega e condendo il tutto con un Zaia tace sempre. Forcolin posta la lettera su Facebook e non è un caso lo faccia in giorni di fibrillazione per il centrodestra veneto. Me la sentivo talmente dentro in questo tsunami politico dove insomma stiamo vedendo grandi paginate che sono quelle che stanno emergendo tutti i giorni per il candidato, per le liste eccetera, e mi è venuto in mente quell'uomo retto che è Giancarlo Gentilini, che è stato sempre il mio mentore anche quando ero sindaco a Musile di Piave, e quindi è sempre stato uno che mi ha dato delle dritte sul come deve comportarsi un buon amministratore
governatore. E un buon amministratore, sembra dire Forcolin, non può e non deve far aspettare il territorio. Lo stallo del centrodestra resta la spina nel fianco di tutta la coalizione. Noi abbiamo una partita che è pressoché vinta, perché in Veneto insomma il centrodestra ha percentuali importanti, ma posso dirlo personalmente, non stiamo facendo bella figura, nel senso che abbiamo tutte le carte in regola per oggi trovare il candidato. I cittadini e i veneti hanno bisogno oggi di risposte, quindi credo che si sia assolutamente in ritardo e si debba trovare il candidato migliore per dare una guida e un'amministrazione regionale che sia in grado di dare risposte ai veneti, al mondo delle imprese, all'economia, ma soprattutto alla sanità e sociale, che stanno chiedendo risposte. Invece oggi i talk show, i media eccetera stanno parlando più di spartizioni e di equilibri che di veri e propri programmi elettorali. Non ci sono preclusioni sui nomi, l'importante è partire, perché mancano 2 mesi e noi dobbiamo parlare di programmi e non appunto di spartizioni. Tutto questo mentre si avvicina Pontida 2025, che ora Forcolin guarda da lontano e con un evidente, chiaro distacco. È un raduno che ha cambiato pelle. Se si pensava 30 anni fa alla Pontida e alla Pontida di oggi è completamente cambiata, ma ripeto, per me è una pagina che ho già voluto voltare. Il popolo leghista naturalmente si prepara proprio all'appuntamento di Pontida, ma resta la tensione con Fratelli d'Italia e l'incognita della variabile Vannacci. Spero che in questa Pontida si possano definire e capire esattamente le strategie per il Veneto. Noi veneti siamo particolarmente in apprensione in questo momento, perché dobbiamo sapere quale sarà l'indicazione ufficiale per il candidato presidente e quale sarà la strategia per la regione del Veneto per i prossimi anni. Il sogno inconfessato dei leghisti in questi giorni è un Matteo Salvini che dal palco sul pratone di Pontida 2025 ufficializza il nome di Alberto Stefani per il centrodestra a Palazzo Balbi. Chiudiamo a giorni sul nome, sottolinea oggi lo stesso Salvini. Sarebbe la quadratura del cerchio aperto dallo stesso segretario federale a Oppeano e che tanti mal di pancia ha creato in Fratelli d'Italia. Loro, i meloniani, restano lapidari. Non credo che Pontida sia, come dire, un evento che possa cambiare i destini della scelta. Credo che sia solo una questione appunto di incontro tra i leader. Chi di stallo ferisce, di stallo perisce, verrebbe da dire. Stefani ha già iniziato il suo tour? Poco male. I meloniani sono sul campo da tempo, spiega Borgia, che ribadisce: i giochi non sono fatti e Palazzo Balbi a guida Fratelli d'Italia è ancora un'ipotesi concreta. Ce lo meritiamo. Alle ultime elezioni politiche abbiamo preso il 32%, alle ultime elezioni europee abbiamo preso il 37%, abbiamo conquistato molti municipi, siamo in mezzo alla gente, c'è un radicamento importante nella Marca Trevigiana, dove un tempo era feudo, no? Leghista. Oggi invece ci siamo anche noi, per cui il mio impegno è perché Fratelli d'Italia possa esprimere il candidato governatore. Bisogna però andare a dirlo ai leghisti, che in massa si preparano per l'appuntamento atteso di domenica, sottolineando come il nome di Stefani abbia un significato ulteriore. Porta con sé quel valore aggiunto rispetto ai giovani, no? Quando si parla anche di transizione, di ricambio generazionale, la Lega è in grado di offrire queste opportunità con giovani che siano sicuramente all'altezza di ricoprire ruoli come quello del governatore della regione del Veneto. Una Pontida che, nonostante i malumori interni, conferma il suo legame a destra con l'annunciata presenza del delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella. È una Pontida che vedrà sul palco Roberto Vannacci per la prima volta da vice Salvini. È organico al partito, è uno dei nostri vice segretari, e quello che dobbiamo fare noi leghisti è dare un messaggio di compattezza e di unità, perché in questa compattezza, in questa unità sta il valore aggiunto della Lega da sempre. Ha dimostrato il suo valore aggiunto con le elezioni europee. Ci sono altri contesti, specialmente quelli amministrativi, che magari qui dalle parti nostre fanno un po' fatica a trovare riscontro amministrativo, ed è questo il piano secondo me sul quale bisogna ragionare, uno politico e l'altro amministrativo. Siamo chiamati ad elezioni sostanzialmente amministrative, ancorché abbiano naturalmente la loro caratterizzazione politica, ma è sul piano amministrativo che io mi concentro. Ora cambiamo decisamente pagina e parliamo dell'organizzazione della Fiera del Rosario di Mogliano Veneto, che è stata presa in mano quest'anno da 5 giovanissimi che, grazie al supporto da dietro le quinte delle vecchie leve, hanno rilanciato la manifestazione attirando molti ragazzi. Leonardo, Giacomo, Giovanni, Claudio,
Mattia. Sono i 5 ragazzi tra i 20 e i 25 anni che hanno preso in mano l'organizzazione della Fiera del Rosario di Mogliano Veneto, sagra radicata nel culto e nella tradizione, arrivata quest'anno alla 43esima edizione. Da qualche anno abbiamo iniziato a entrare a far parte di questa fiera, ci siamo entrati sempre di più con gli anni e piano piano siamo riusciti ad arrivare anche a organizzarla insieme agli altri, più diciamo il vecchio comitato che ci sta supportando. È diventata una sinergia, vorrei dire miracolosa, perché non sempre le sagre sono come dire, occasione di passaggio da generazioni nuove e vecchie, e qui ci stiamo riuscendo, è un dono grande, un dono del Signore secondo me. Chiaramente dietro le quinte chi ha organizzato precedentemente magari non si vede in prima persona, ma è dietro le quinte che sostiene da una mano, fa il servizio umilmente come cristianamente è richiesto. Ci spinge a farlo tutta la nostra forza di volontà, rinnovare un po' l'ambiente e portare un po' di vita in questa comunità che ne ha bisogno. Il principale scopo era spingere i più giovani a ritrovarsi e fare comunità. Era uno dei nostri obiettivi, riportare qui in centro a Mogliano i giovani in questi 12 giorni di festa e mi sembra, siamo convinti di esserci riusciti, perché ne vediamo tanti che girano, che entrano, che escono, vengono anche solo per una birra, però vederli qua dentro ci fa venire un sorriso molto grande, siamo molto orgogliosi. I 5 giovanissimi organizzatori sono determinati a portare avanti la fiera anche in futuro. Mesi di programmazione, serate spese a pianificare tutto. A Jesolo però a divertirci ci andiamo anche noi, dicono. Sicuramente anche noi non ci togliamo il divertimento durante l'estate, però insomma questo nostro obiettivo ci ha spinto anche durante le serate fin tardi a organizzare, però è stato un divertimento più che il puro divertimento che so da discoteca o da festa, è stato il fatto di raggiungere un obiettivo così grande che potrebbe essere per qualcuno utopico, insomma. Ed è un'esperienza che consiglieresti? Sì, assolutamente, perché il risultato è quello che dopo ti fa vivere, ti fa provare, è una cosa bellissima, quindi sì, la consiglio. Qualche perplessità anche dalle famiglie di questi ragazzi, fugate dal risultato raggiunto. I miei genitori, non vedendomi a casa per 2 settimane e anche per tutti i mesi prima di organizzazione, sono stati un po' titubanti anche su quello che stavo facendo. Stanno capendo, stanno vedendo quello che siamo riusciti a fare e quindi adesso hanno il sorriso anche loro. Questa è la storia che arriva da Mogliano. Noi adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. Un grave incendio ha danneggiato lo storico carro spazzaneve conservato nella stazione di Calalzo Pieve di Cadore Cortina, che era stato completamente restaurato a dicembre 2023. Secondo le testimonianze le fiamme si sono propagate rapidamente all'interno del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo. Il carro era stato ottenuto dalla trasformazione nel dopoguerra di una locomotiva elettrica trifase, in questo caso costruita nel 1913. Le circostanze dell'incendio sono ancora al vaglio delle autorità e non si esclude neppure la pista di un atto doloso. Ora l'esito invece dei controlli e delle attività della Polizia di Stato nelle ultime settimane, con 2 denunce che hanno raggiunto altrettanti giovanissimi per un'aggressione a un minorenne e uno scippo. Nell'ambito di una vasta operazione svolta a livello nazionale per contrastare la criminalità giovanile, la squadra mobile di Belluno, coadiuvata dall'ufficio volanti, ha effettuato controlli mirati con particolare riguardo al centro cittadino. L'attività di controllo effettuata tra la fine del mese di agosto e i primi di settembre ha permesso di identificare oltre 150 persone, 50 veicoli e sottoporre a controllo vari esercizi commerciali. L'operazione è stata messa in essere con l'ausilio di reparti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coinvolgendo anche la sagra paesana di Polpette, dove è stato denunciato un 20enne italiano autore di un'aggressione ai danni di un minorenne. Il giovane è stato denunciato per lesioni aggravate e nei suoi confronti il questore di Belluno ha applicato la misura del foglio di via dal comune di Ponte nelle Alpi. La squadra mobile ha inoltre individuato l'autore dello scippo avvenuto in via Feltre a Belluno ai danni di una signora del 47. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuare l'autore, un ragazzo bellunese classe 2005, già noto per i suoi precedenti,
Anche nei suoi confronti è stata applicata la misura delle foglie di via con divieto di tornare a Belluno. Parliamo ora di sicurezza idraulica in un territorio in cui gli interventi necessari non finiranno mai di esistere. Questa volta a beneficiare dei lavori programmati dalla Regione è stato il comune di Santo Stefano di Cadore. Importanti cantieri per la sicurezza idraulica del territorio in corso a Santo Stefano di Cadore. Qui saranno 3 gli interventi, 2 gestiti dai servizi forestali che riguardano un corso d'acqua minore, Rio Salon, che ha lo scopo appunto di regimentare, questi interventi hanno lo scopo di regimentare il corso d'acqua con delle vasche di accumulo, ripristini di una briglia esistente e altri aggiustamenti. L'altro invece si trova sul torrente Padola, un consolidamento arginale in riva destra, che consentirà anche, e questo è l'aspetto assolutamente importante da sottolineare, consentirà anche di ridurre la pericolosità idraulica nell'area che i vigili del fuoco hanno destinato alla costruzione della nuova caserma. Il cantiere sul Padola ha interessato il consolidamento strutturale del muro d'argine esistente, così da riportare il franco idraulico a un'altezza idonea ai possibili eventi di piena. Senza questa riduzione della pericolosità idraulica, l'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali non darebbe il nulla osta per la costruzione di questa nuova caserma. In relazione ad altri 2 interventi sono stati avviati lavori che prevedono la realizzazione di opere di regimentazione idraulica per adeguare l'alveo di corsi d'acqua minori, utili a scongiurare rischi di fuoriuscita verso gli abitati. Sul Padola i lavori saranno conclusi entro il mese di settembre, quelli sul Rio Salon entro l'inizio dell'inverno, mentre quelli a Campolongo entro la primavera. Vacanze, svago, accessibili per tutti, anche per chi ha deficit fisici che rendono più complesso quello che magari per gli altri è semplice. Presentata a Palazzo Fulcis la seconda edizione di un progetto pensato proprio in quest'ottica. Seconda edizione di Un mondo che si muove, promosso dalla Fondazione Efesto, evento multiesperienziale dedicato al turismo accessibile, che dopo il tour perpendicolare del Veneto sviluppato l'anno scorso tra il capoluogo bellunese e l'isola di San Giorgio a Venezia, vedrà dal 18 al 21 settembre le Dolomiti bellunesi e quelle cadorine scenario esclusivo della seconda edizione. È giusto anche far conoscere a tutta la società che, se messo in condizione, ogni persona, anche se diversa, può vivere la sua vita assolutamente in autonomia come tutte le persone. Credo che sia questo il grande messaggio di questo progetto che presentiamo oggi, Il mondo che si muove, progetto pensato dal Comune di Belluno e la Fondazione Efesto, che è il secondo anno che portiamo avanti. Credo che nell'onda delle Paralimpiadi, soprattutto che avremo qui fra non molto, è giusto girare il territorio. È un progetto che non è solo un viaggio, ma è una visione per mappare sempre più i territori dal punto di vista di accessibilità. Ma non solo, è un progetto che mette insieme condivisione e forza comune di divertimento per vivere il turismo a tutto tondo con persone con disabilità e non. Prima tappa giovedì 18 settembre. Alle 10 appuntamento a Belluno per la cerimonia di inaugurazione del parco pubblico inclusivo L'isola che non c'è, con la piantumazione dell'albero del cammino. Nel pomeriggio poi a Longarone le visite al cimitero monumentale di Fortogna e alla diga del Vajont. È tutto per questa edizione, a me non rimane che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci.